con grande piacere do il benvenuto a Tuccio Musumeci, l'ospite della domenica di oggi. Grazie di essere qui. Io ti ringrazio perché sono intervistato da un personaggio importante, vabbè. il grande Michele Cocuzzi. Senti Tuccio, ma io dovrei chiamarti commendatore, è vero? Sì, cosa di commendatore? Io dissi, ma Dio, io ringrazio il Presidente della Repubblica, ma di solito i commendatori, io l'ho immaginato sempre da bambino e anche da grande, ma tutti forse, gente grossa, con la pancia, commendatore. Va bene, io tanto commendatore. Però è bella, è una soddisfazione, no? Sì, ma anzi ci fu un aneddoto, io ero ancora studente, di Alberto Sordi che girava un film a Catania, a Piazza Dante, e io con un amico mio ci disse andiamo a trovarlo, ed era di sera tardi verso le 11, stavano facendo i preparativi e abbiamo visto Alberto Sordi seduto in una sedia. Allora mi avvicinai io e ci disse commendatore scusi, che non mi dà retta. Commendatore si gira e mi guarda fisso. Disse scusi commendatore, e sono 3 volte mi disse, ma che ho la pancia? Perciò sempre è stato così. Allora, e mi ha dato l'autografo, ancora ce l'ho. Che bello. Tuccio Musumeci sta provando Tartufo di Molière, una grandissima opera, farà un predebutto a Priolo il 2 giugno e poi sarà dal 9 giugno al Cortile Platamone, sì, bellissimo alle spalle del Duomo di Catania, fino al 12. Sì, sì. Bello. Beh, oddio, faccio una partecipazione, va bene, perché io ho fatto tante opere di Molière con Duriferro, sì, perché noi le traducevamo tutte quasi in dialetto siciliano, anche quando c'è stato un regista francese, che non mi ricordo come si chiamava, lui era anche d'accordo di farle proprio nostrane. Un adattamento nostrano, ed erano molto divertenti. Invece questo nei casi insieme lui sta proprio seguendo. Ci sono delle immagini dove lui è un personaggio un po' particolare, si chiama Monsieur Pernelle, che dovrebbe essere Madame Pernelle nell'originale. Sì, no, perché l'ha fatto la prima volta, lo fece Scaccia, l'ha fatto Scaccia vestito da donna. Io mi sono rifiutato di farlo da donna, specialmente in Sicilia, perché sennò vestito da donna e parlando in siciliano sembra ciccastongiti. E già allora era una cosa. Invece faccio questo Monsieur, che poi i figli e i nipoti tutti mi chiamano tra nonno, nonna, c'è una grande confusione. Bellissimo. Sei il direttore artistico del Teatro Vitaliano Brancati di Catania, è vero, quello di Via Sabotino. Che soddisfazione è anche questa, poter mettere in scena giovani, meno giovani, compagnie? Ma abbiamo iniziato, quando io me ne sono andato dal Teatro Stabile quasi 14-16 anni fa, quando poi andò via Pippo Baudo che era direttore, era il presidente, Orazio Torrisi era il direttore, poi diventò, cioè me ne sono andato perché non funzionava più. Poi c'è stato poi De Pasquale, tutto sommato l'ha portato avanti, ci sono stati i deficit perché allora anche sia la regione siciliana sia lo Stato aveva decurtato le sovvenzioni, si sono trovati un po' in difficoltà. È stato messo su questo Brancati, che Brancati era un vecchio cinema di 600 posti, ma ridotto però a 300 posti per l'agibilità, perché dove ci sono gli uffici sopra era tutta tribuna, invece ora... Quindi è una bella soddisfazione, è andato bene, poi ci sono state quest'anno un bel cartellone, abbiamo debuttato con Nota stonata di Pampieri, bellissimo spettacolo, poi c'è stato Leo Cullotta, poi c'è stato questo spettacolo di Nicasio Anselmo, di Gianni Clementi, che abbiamo fatto, che è un bravissimo autore, che viene lui spesso quando facciamo questi lavori suoi. Io ho fatto Il cappello di carta, che ha avuto un grandissimo successo. Beh, non c'è dubbio. Hai ricordato prima 2 grandi personaggi, cominciamo con Pippo Baudo, dai. Allora. Con Pippo Baudo. Dunque, con Pippo Baudo fu così che nel 1958 aprì l'Ente Teatro di Sicilia a Catania, poi è diventato Teatro Stabile, al Teatro Angelo Musco,
perché questo teatro si chiamava Accademia Angelo Musco, perché è stato ideato da Pino Correnti. Ah, sì, certo. Il famoso Pino Correnti, che poi fu direttore al Manzoni di Milano. Di Milano. Pino Correnti. Poi E Baudo come è arrivato? poi c'è stato poi il notaio Musumeci e Mario Giusti che l'hanno preso e diventò ente teatro di Di Sicilia. Sicilia. Io una mattina ho ricevuto una telefonata da Mario Lodolini, che faceva un po' tutto lì dentro, anche compreso l'attore, e che mi volevano parlare a Curzio Di Leo, il regista. E sono io tutto contento e lo comunicai a Pippo Baudo. Pippo Baudo, va bene, me si dice adesso, dice, vediamo se io mi faccio raccomandare, perché suo padre conosceva il direttore della RAI di Palermo. Dice, mi faccio... E lui partì, Pippo Baudo, con la littorina, che ci impiegò, come se ci impiega ore, 5 ore, Uguale. a Palermo. Quando poi lui tornò, ci sei fatto tutto a posto, perché a me mi hanno chiamato già così. Dice, no, non l'ho trovato. E sono entrato io. E avevo una sola battuta, che andavo verso Turiferro, giovanissimo, e dicevo, attento Nino. Questa era la battuta. Com'era? Attento? Nino. Attento La Nino. Maria di Capuana. E allora, avevo questa battuta. Pippo Baudo mi aspettava in via Umberto, va bene, passeggiando con un altro amico nostro, a Pierattoma, perché dice tu entra, poi vedi se puoi tirarti dentro, va bene. All'uscita, quando facevamo le prove, dice come è finita? Stiamo provando. Perciò ci fu un ibrido, una cosa, e poi non se ne parlò più. Salutiamo il grande Pippo Baudo, naturalmente. E l'altro è Turiferro. Turiferro, vabbè. Turiferro poi abbiamo fatto tanto assieme. Prima di tutto abbiamo girato dappertutto con grande successo, specialmente con il Berretto a Sonaglie, abbiamo fatto la Germania, la Francia, il Canada. Hai fatto il lumacone anche, noi abbiamo un momento di... Sì, il lumacone. Lo vediamo, se ti va, così lo possiamo commentare. Non viene mai, va bene. Oh. Una vita, Castello. Una vita, il dottore Campanella non c'è, non viene. Oh, va bene. Non c'è il dottore Campanella. No, io non cerco il dottore E allora che Campanella. cerca? Io volevo sapere se qua che danno le licenze di Sì, ristorante. là c'è la macchinetta, lei ci mette un gettone e ci esce la licenza. Ah sì? Grazie, grazie tanto. Non ti ho chiesto. Ma scusi, lei che fa? Lo spiritoso fa, Ma scusi, che sono domande da farsi queste, ah? No, dico, ora noi al primo che arriva diamo la licenza. Va bene, poi bisogna vedere a chi questa licenza, quando questa licenza, come questa licenza, perché questa licenza. Ma perché se incazza, scusi, le sto dicendo. No, dica a chi. A me. Oh, benissimo, quando? Beh, possibilmente subito. E come? Come vi pare a voi? Come ci pare lo facciamo sempre, va bene? E poi dico perché? E perché? Perché devo lavorare, mi serve una licenza. Questa è la ragione della minchia. Ma chi è siciliano? A Cirreale. Io sono di Catania, piacere. Grande Lucio. Ma deve sapere che questi film mi sono arrivati molte dalla Germania. Ah, Perché a me fece un'intervista di un tedesco, giornalista, che il nonno oriundo siciliano parlava bene e mi fece un'intervista lunghissima. Prima me la mandò scritta in tedesco e non me l'ho potato e poi me la mandò scritta in italiano. in italiano. E tutti questi film, e lui si interessava molto della filmografia italiana. E questi film in DVD me li ha mandati lui, molti film. Fantastico. Oh, teatro hai fatto praticamente tutto, anche questo, Fava, Sciascia, e poi Arriva. uno spettacolo di Renato Giordano musicato da Matteo Musumeci, che è uno dei tuoi 2 figli, è vero? No, quale dilli? Questo è al Teatro Biondo di Palermo, Classe di Ferro. Classe di Ferro. Classe di Ferro è di Aldo Nicolai. Sì. E ha avuto un grandissimo successo ed è venuto Nicolai a Palermo. È stato una settimana con noi, accompagnato dal figlio, e le musiche erano di mio figlio, di Matteo. Matteo, che è musicista. Mentre invece l'altro tuo figlio, Claudio? Mio figlio Claudio, i brevetti di pilota civile. Caspita. Sì, perché lui ha vissuto in America di più, perché allora ha fatto tutta la scuola dell'Alitalia a Roma, con grande merito, attestati importanti,
poi lo mandarono in America e lui è stato parecchio tempo nel Texas, va bene, ha girato tutto il mondo per le ore di volo e poi finì perché passò, forse l'ho sbagliato io a consigliarlo, disse ma che cosa fai? C'era la Winjet che nasceva a Catania. La compagnia catanese ha detto lavora qua, eccetera, ma non è andata bene come speravi. E poi lui a New York, passando, vivendo poi, è stato un periodo di tempo lungo a New York, passò davanti a un grandissimo palazzo ed era l'Accademia, non l'Actosur ce ne sono tanti a New York, ma proprio l'Accademia della Strasberg. E lui entrò. Caspita. Entrò e ci disse, appena dal bureau ci dissero che era siciliano ed era di Catania, è venuta una, lo ha ricevuto, gli hanno fatto visitare un salone dove gli hanno fatto vedere una gigantografia di Giovanni Grasso. Ah. Poi mio figlio, dopo lui tornò in Italia, a Catania, dopo 4-5 mesi, disse voleva partecipare alla scuola dell'Accademia della Strasberg che costava $30.000, ma lui con 1.700 poteva frequentare la scuola e partì subito ed è diplomato proprio dall'Accademia della Strasberg, che sono considerati i migliori del mondo, sì, no? ma con grandi insegnanti. Ma il metodo americano, lui mi diceva, è diverso da quello italiano, anche nel recitare le commedie, cioè ha fatto una grande scuola lui. Anche tu hai girato il mondo, perché sei stato a Buenos Aires, New York e poi tutta l'Italia, naturalmente. Siamo stati prima abbiamo fatto il Brasile, poi abbiamo fatto l'Uruguay, poi l'Argentina, poi l'Australia. Che bello! L'Australia è un posto, io lo dico a tutti, se avessi avuto 20 anni non tornavo più. Perché? Perché è una terra stupenda, bella. Noi abbiamo fatto Brisbane al nord, poi Sydney e Melbourne. Melbourne, che sono città meravigliose. Melbourne è tremendo un pochettino per il clima, perché c'è una bella giornata e uno ne esce con una giacca, dopo 2 ore bisogna mettere sul cappotto. Invece Brisbane è sempre l'estate. Brisbane. Senti, la coppia con Pattavina come è stata? La coppia con Pattavina è stata storica perché tutto quello che abbiamo fatto prima con Pippo Baudo, che poi Pippo Baudo è andato a fare la sua carriera televisiva. Poi perché Pattavina entrò al teatro negli anni 63-62 ed entrò stranamente come? Perché non si poteva presentare lui perché già tutto il castello entrò come suggeritore. Pattavina, guarda, c'è qualche fotografia. Entrò come suggeritore. E il primo che si metteva a ridere in buca era lui, quando facevamo l'altalena qua. Doveva essere quello che suggeriva. Poi hanno visto che era bravo, prometteva e cose, e da lì noi poi con Pattavina ci siamo messi assieme. Abbiamo un paio di filmati, vediamo se li vogliamo commentare, 1 o 2 forse riusciamo a vederli, qualche sketch. Musumeci e Pattavina. Ho portato per la Paudio, non se la può chiudere questo sketch. Non c'è l'audio, vabbè, commentalo. L'abbiamo fatto anni interi, l'abbiamo provato perché nessuno ci credeva, perché noi abbiamo imitato un regista veramente che faceva così, che era De Martino. Difatti si incazzò terribilmente quando io lo incontrai a Chieti, eravamo in tournée. Ancora si ricordava, no? Come è combinato l'ordine del giorno oggi? E ora sono le 3 e ci sono io e sono qua. Poi alle 4 c'è Turiferro, alle 5 Aveninghi e poi alle 6 tutti. Dunque, ieri sera abbiamo fatto la prima lettura del testo, quindi lei si è potuto benissimo rendere conto qual è il suo personaggio. Un personaggio che non ha un'importanza determinante ai fini del lavoro che noi dobbiamo rappresentare, ma che acquista questa importanza che apparentemente sembrerebbe non avere per la unica e sola battuta che il suo personaggio reciterà. La battuta in questione, come lei sa, è "U purtau pane papà",
cioè l'ha portato il pane il papà, battuta che il suo personaggio reciterà al primo atto, addirittura al primo aprirsi del sipario, dopodiché scomparirà e noi non lo incontreremo più nel resto di tutta la vicenda teatrale. Ora, io vorrei, ed ecco il motivo di questa prova di oggi, che quando sarà il momento di recitare questa battuta lei me la recitasse in maniera particolare, mi spiego. Vorrei che me la facesse arrivare in sala come una sferzata, come una schioppettata, come una cannonata, nel senso che il pubblico si dovrà sentire coinvolgere, perché volevo dire questo sketch qua, va bene, è nato fu un'imitazione del regista De Martino, perché De Martino aveva il vizio di fare, prima di mettere su una commedia, di fare le prove singole. Alle 4 per esempio venivo io, alle 6 Pattavina, alle 7 Aveninghi, c'era Turiferro, e poi riuniva tutta la compagnia. Così è nato. E come è nato? Perché era il mese di agosto e c'era Pattavina, entro al Teatro Musco, il tavolo dove va bene, e Pattavina è seduto al posto del regista. Io entro e dico casualmente così, dico, buongiorno dottore, e Pattavina dice prego si accomodi, e da lì nasce lo sketch. Quando l'abbiamo fatto, va bene, tutti quanti si divertivano, tra noi attori e cose, dice ma perché non lo sperimentate in pubblico? E l'abbiamo fatto la prima volta al Circolo Unione di Siracusa e fu un successo immenso. Immagino. Perché... La seconda volta poi l'abbiamo fatto a Varese, oppure non mi ricordo in quale città. Poi da lì esplose queste. E poi l'ho visto recitato in Francia pure, perché hanno voluto i diritti. E come lo dicevano? No, cioè non cambiava niente, perché è lo stesso. L'ho visto recitato in Francia, a Parigi, e con Turiferro e c'era Ida Carrara presente. Vai, dimmelo a me, O portavo pane papà. Ma a Milano c'era un panificio che l'aveva esposto, a Catania pure, da tutta l'Italia. È diventato uno slogan fantastico. Film ne hai fatti una quindicina, Mimmi Metallurgico, Porte Aperte, Ficarra e Picone. Vediamo se abbiamo un video. Da molti. Ho fatto 2 Pierini che loro incassavano un sacco di soldi. Certo, no. Ogni tanto le fanno su in televisione la sera, perché mio figlio Claudio non lo sopporta. Quando legge il mio nome dice ecco le cretinate che facevi. Incoraggiante, eccoti qua. Ecco, questo è il metallurgico, no? Sì. Il voto è segreto, dallo alla sinistra e nessuno sa niente. Segreto è segretissimo. Bello, bellissimo. Ci segue nessuno? No, sta tranquillo. Grande. Ma mi ricordo Mariangela Melato, poveretto. Ah, povera, sì. Ma io ci compravo i cannoli di ricotta. Era ghiotta. Andava matta, vero? Senti, hai fatto anche Mondalbano con Zingaretti, qualche episodio? Ne ho fatte 2 perché allora dovevo continuare queste, ma ero impegnato molto col teatro. Io ho fatto hanno ripreso il personaggio di questo professore di allora, ho fatto soltanto 2 puntate di questo. E qualcosa ce l'abbiamo noi, un pezzetto di... Permesso? Eccoti qua. Oh, Tanino! Commissario, ben arrivato, come andiamo? Bene, molto bene, grazie. Lei? Tiriamo avanti. La stanza è pronta, l'accompagno subito. Permesso? Cavaliere, preso qualcosa? Sta minchia piglia. Di a me. Venga, commissario, si accomodi. Questo è un altro episodio che avevo dimenticato. Lei pensa che Sì, questo sia un miracolo? Ma come mai hai quell'espressione così diretta, diciamo così? C'era Sironi, bravo regista. Bravo, si Sironi, divertiva anche in questo. Sì, vero. Ma ho avuto la fortuna di avere bravi registi e grandi registi, come per esempio Michele Soave che abbiamo fatto Macari. Macari recentissimo. Sì, ora dovremmo fare una terza serie. La faccio una. Ma dobbiamo aspettare a Gaetano Sabatteri. Sono i libri, i romanzi che ha scritto Sabatteri. Ma non è che in una settimana può scrivere un romanzo, poveretto. Giusto, non è così. E Don Matteo hai fatto, insieme con Frassi, che hai fatto qualcosa? Sì, ho fatto il suocero con Frassi, con
Terence Hill che faceva, che ci diceva io a frase, che dimmi una cosa, ma questo prete che gira sempre con la bicicletta, sono 8 puntate, io ero l'8ª puntata, tutte queste, ma una missa fategliela dire, non si dice gira sempre con la bicicletta. È vero, è vero, è vero. Senti, Macari com'è? Bello, no? Macari, guarda, con la Paloma mi trovo benissimo perché è una grande produzione, con Carlo degli Esposti, ma poi in 2 anni che abbiamo fatto la prima serie e poi la seconda serie, è come se tu fossi in una famiglia, perché l'accordo che c'è, 150 persone al seguito abbiamo, la troupe è grossa, non è come Mondalbano, perché Mondalbano poi tutto sommato se tu vedi una comparsa in giro non c'è, ma qua è molto complicata, perché anche sono delle indagini che si fanno. Quindi hai detto che ritorna, vero? Dovrebbe tornare, perché hanno detto ora in primavera, perché dobbiamo dare anche il tempo a... giustamente. Solo che ha avuto un grande successo di pubblico, specialmente nelle donne, è pazzesco, anche in Germania. Perché sono queste fiction che hanno... Sì, queste fiction che hanno un successo, io non lo immaginavo, forse non se lo aspettava nessuno, ma l'ultima cosa, gli ultimi 3 episodi che abbiamo fatto, 20 milioni di spettatori ha fatto. Caspiterina, complimenti, Che carriera meravigliosa, Tuccio Musumeci che è stato con noi. Senti, una cosa ce la dici? Perché del tartufo, per chiudere, va, chiudiamo in bellezza, una battuta che ci dici... De Messer Pernelle o Madame Ma guarda, io sono all'inizio della commedia e alla fine. E alla fine. Tutta la storia del tartufo, di questo truffatore che avviene, va bene, io sono completamente estraneo, e sono questo Pernelle che è il papà di Orgone, va bene, che arriva, ma arriva così dalla Sicilia perché porta una cesta c'è provola di Ragusa, la salsiccia, è un bastardo. Però alla fine, quando lui poi va via e ricompaio al secondo atto, alla fine, questo qua, va bene, vedi che questo tartufo ha fregato, si è fottuto tutto il patrimonio e lui, io dovevo ad abitare, che me ne dovevo tornare al paese, e vado ad abitare in una vicina di casa che per tanti anni è stata la Bottana, che ha 90 anni. Dice, siccome ha una sola camera e un solo letto, ci accomodiamo, chi lo sa. Vedi, Tuccio Musumeci, l'ospite della domenica. Grazie per questo bellissimo regalo che ci hai fatto. Grazie a te.